Io non capisco questi ragazzi, faccio fatica a capire. Deve essere chiaro un messaggio: chi sbaglia paga. Non c'è colore politico, non c'è pietà, non c'è pietà. Chi sbaglia paga, per quello che mi riguarda. E faremo tutto il possibile perché la città sia sicura e tranquilla, perché è un dovere nostro nei confronti della nostra comunità. Non si può arrivare ubriachi o in qualche maniera e devastare zone che non devono essere toccate minimamente. Duro il sindaco di Padova sull'episodio di violenza in piazza Duomo. Non sono ammessi comportamenti che mettono a rischio l'incolumità dei clienti, dei locali. Quanto accaduto sabato in centro storico con l'aggressione di una banda di giovani e di un cameriere al vaglio della squadra mobile e verrà discusso anche nel settimanale Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Se verranno fuori delle indicazioni diverse, specifiche sulla ratio dei fatti successi, ovviamente ci adegueremo, ma al momento sul mio tavolo non c'è nessuna ipotesi di provvedimenti particolari. Al momento non sono previsti provvedimenti per Piazza Duomo, diventata nell'ultimo periodo punto di assembramento di molti giovani vista la chiusura sabato pomeriggio dell'isola Memmia. Anche il questore al momento esclude la possibilità di blindare l'area con i reparti di polizia. Mettere in piazza il reparto mobile in piazza nel pieno centro non è una cosa bella, a mio avviso. Comunque cercheremo di rendere sicura quella piazza. Oggi pomeriggio ho convocato gli esercenti di Piazza del Duomo e vediamo insieme a loro quale potrebbe essere la soluzione migliore per rendere quella piazza sicura a tutti i cittadini e quindi anche ai giovani.